E se podia, e si podia, che vento leggero in alto e si podia che vento, leggero in alto volare, andati a visitare, con un vento s'apposento, e si volare podia, leggero in forma del filo, chiama che loro giro, proprio del colomba mia, sentandosi compagnia, pian s'aspera a calmare, e si podia che vento, leggero in alto volare. Sta bene, anche so sorprende, mi da cessare l'estra, l'estra, si podia in sa finestra, che zeffiro intero vende, leggero pronomi intende, soschini sole intentare. E si podia che vento leggero in alto volare. Sotchi mosse d'imposta, vede che su veli, seco su sente, in sonno amoroso, e su reposo, grave che zeffi, letto suave, e si podia entrare, e si podia che vento, e si podia che vento, leggero in alto volare. E si podia in persona entrare con se stanzia, dove pensa abbondanza, essa mia afflizione, andammo in balcone, non che mi esagerare, e si podia che vento, leggero in alto volare. sai a ti favore. Oh, Canto mi sole la trae, Andale media veae, si spiu e sul lugore gabe, celeste candore, dise
Quindi ciascuno di noi, ciascuno di voi si deve sempre sentire ogni qualvolta che entra in chiesa a casa sua, perché è casa di tutti. Benvenuti a tutti quanti voi.
Sassari o dai paesi dintorni per allietare questa serata. E grazie della vostra presenza, grazie al coro Bogesnoa per la presenza del suo presidente e Filippo per aver ideato questo momento e soprattutto di grande attualità, perché ogni occasione è sempre buona per poter ridirci alcune cose che spessissime volte ci dimentichiamo. Oggi ecco, la tematica di questa serata è proprio questa, no? Cantare in un coro solo e non mi toccare e non cercare di poter sopraffare su di me. Il progetto di Dio quanto era bello quando Dio ha creato l'uomo e la donna. Quando ha creato l'uomo dice non è bello che l'uomo sia solo. Devo fare qualcuno che gli sia uguale, che gli sia simile, così non si sente solo. Il progetto bellissimo di Dio che purtroppo, ahimè, come ti dice la Genesi, il peccato ha rovinato, perché dopo che è rientrato il peccato, ecco, l'uomo ha iniziato a vedere nella donna come una minaccia e quell'armonia è stata rinfranta. Però il Signore è venuto, abbiamo celebrato poco fa il Natale, quel Signore che è venuto ti ha detto no, Dio non vi ha pensato così, ritornate al progetto di Dio che vi ha voluto in armonia, uno a fianco all'altro. È quello disegno che la nostra società è chiamato a realizzare e quindi anche questa sera vogliamo fare ritornare la nostra mente a quello che Dio aveva pensato per ciascuno di noi, per il nostro essere uomo e donna, cosa Dio aveva pensato. Non è bello che uno sia solo. E per concludere mi viene in mente quello che Adamo nella Genesi aveva gridato quando aveva visto Eva. Ah, finalmente, ossa delle mie ossa, carne della mia carne, finalmente. E quel grido che vorremmo che la società oggi possa sempre avere, la meraviglia, quando ci si ritrova gli uni nei confronti degli altri, l'uomo nei confronti della donna, la donna nei confronti dell'uomo. Per cui ringrazio con tutto il cuore per aver pensato a questo momento così bello. Sono un po' barcolando perché ho la pressione molto molto alta. Ecco, quindi infatti ho detto mi trattengo, però vedo che le stelle stanno iniziando a volare, quindi vedo che andrò un po' a prendere una posizione che è diversa. Per cui io vi ringrazio di essere qui, vi auguro veramente di godere di questa serata, offro ancora un abbraccio a tutti voi, un abbraccio affettuoso a Aldo, qui presente all'assessore, un abbraccio affettuoso al sindaco, Pasquale qui presente. Ecco, che sia veramente una serata che ridà a ciascuno di noi, quando usciamo di qua, un pensiero diverso. Quanto è bello pensare le cose come Dio le aveva pensato. Buona serata a tutti. Andiamo ancora avanti col canto, poi ci saranno ovviamente anche i saluti del sindaco, dell'onorevole Salaris, che sono qua presenti. Vi ringrazio per essere presenti stasera. Il prossimo brano per cui vi saluteremo è una Ninna Nanna, scritta dal nostro poeta Sese Tiumedulisu. Questo brano è stato dedicato per la nascita del proprio figlio e il nostro maestro Danilo Piccioli, il quale ringraziamo per essere presente anche stasera, l'ha musicata. Questa Ninna Nanna noi l'abbiamo dedicata ormai a un angelo, è un angioletto che non c'è più, Manuel Vitti, che circa 30
Ringraziamo il coro Performance Russi, il solista del brano precedente invece la Francia sul Sulinas. Andiamo avanti con la serata, è il momento di presentare le madrine che ci accompagneranno attraverso questo tema, canta con coro ma non mi tocchi se. Sono le ragazze della FIDAPA. La FIDAPA è l'acronimo di Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni e Affari. Tanto qua chiamo la presidente Maria Tindara. La federazione ha lo scopo di promuovere, proteggere e sostenere le iniziative delle donne che operano in questi campi. Ormai loro sono dal 1992 come sezione, fanno parte del distretto di Sardegna, ma lascio la parola a lei per presentarci meglio chi siete. Buonasera a tutte e a tutti, io sono Maria Tindara Brano e sono la presidente della sezione FIDAPA BBW Italy di Porto Torres. Ringrazio innanzitutto Filippo e quindi tutto il coro Bogues Gavas, poi ringrazio anche la comunità di Ossi e le autorità presenti e in particolare adesso vi voglio un po' dire che cosa è la FIDAPA. Ringraziamo innanzitutto per averci voluto come madrine di questa serata perché appunto, come stava già accennando Filippo, la FIDAPA è l'acronimo di Federazione Italiana Donne, Professioni, Arti e Affari, e quindi è fatta da donne e tende a portare avanti quelle che sono le iniziative delle donne e a parlare anche, a sensibilizzare su quelli che sono anche le problematiche che possono riguardare appunto il mondo femminile. La FIDAPA BBW Italy appunto è costituita da 311 sezioni e da circa 10.600 socie suddivise in 7 distretti. E di questi distretti uno è appunto quello della Sardegna, che stasera è rappresentato anche dal past presidente distrettuale Maria Lucia Fancello. La sezione di Porto Torres costituisce una delle 13 sezioni e appunto, come diceva prima Filippo, noi siamo nate nel 1992, a febbraio saranno 32 anni. In particolare la tematica della violenza sulle donne è una tematica che c'è particolarmente a cuore, non solo a noi che abbiamo più volte anche proprio come FIDAPA di Porto Torres abbiamo realizzato diverse iniziative, fra cui appunto quella del 25 novembre, la terza edizione di Vittime e Carnefici, ma in particolare appunto l'importante è proprio quello di parlare della violenza sulle donne, non solo il 25 novembre, ma tutti i giorni, ogni giorno, e soprattutto importante anche che non lo facciano solo le donne, ma che questo argomento sia anche appunto come rappresentato anche qui questa sera, che anche gli uomini riflettano appunto su questa tematica, perché deve essere qualcosa appunto che porta avanti il concetto di rispetto, di reciprocità, ed è qualcosa che deve andare al di là delle semplici manifestazioni, ma deve essere qualcosa appunto che deve cambiare nel profondo di ognuno di noi. Volevo chiudere con una frase, una citazione che vorrei fare mia, portando avanti anche quello che è il motto della FIDAPA, che è appunto la consapevolezza e azione, quindi prendere consapevolezza di quelle che sono appunto le tematiche forti e cercare di renderle azione nel quotidiano. La citazione è questa: la donna uscì dalla costola dell'uomo non dai piedi per essere calpestata, ma dalla testa, non dalla testa per essere superiore, ma dal lato per essere uguale, sotto il braccio, a fianco al cuore, per essere protetta e amata. Grazie ancora e buona serata. Grazie mille, gentilissime, ci rivedremo più tardi con delle vostre testimonianze. Andiamo avanti, è il momento
persone, affetti, oggetti che riteniamo veramente importanti, tutto ciò che ci è veramente caro. Spesso sono i ricordi, le nostalgie, ciò che è stato e non è più. Cosa c'è di più prezioso del viso delle nostre madri, delle nostre nonne, delle nostre donne? Cosa c'è di più caro dei loro sguardi, dei loro sorrisi, delle loro lacrime? Il coro femminile Caras, nato ufficialmente a Sassari nel 2013, vorrebbe esprimere tutto questo con il suo umile canto. Vorrebbe studiare, interpretare e proporre le melodie con le quali le nostre donne sarde hanno sempre accompagnato la propria vita. L'amore per il proprio uomo, la tenerezza per i propri figli, la fatica del lavoro, il luto straziante e le amarezze, la fede semplice e incrollabile. Le donne sarde nella storia, nell'oggi e speriamo anche nel domani. Caras, prego, le accogliamo un grandissimo applauso. Salvatore Bolla. Se volete dire due parole. Buonasera e grazie per l'accoglienza. Ringrazio Filippo e con lui ringrazio il coro Boves Novas di Ossi per averci invitato. È un grande piacere perché la sensibilità a questo tema è importante che stranamente, ma per fortuna un coro maschile abbia avuto questa sensibilità appunto di organizzare una serata a tema appunto la violenza contro le donne. Anche noi già da un paio di anni stiamo dedicando una rassegna a questo tema e quindi insomma ancora di più ci fa piacere questo invito. Quindi a nome della nostra associazione di coriste ancora grazie ancora a Boves Novas e buona serata a tutti. Grazie a te Presidente. Vedo anche che avete un bellissimo segno delle scarpette rosse, adesso facciamo parte della vostra divisa. Lascio la parola al maestro che ci racconterà i brani, ci presenterà i brani e buon ascolto. Grazie. Buonasera a tutti. Come va? Tutto bene? Siete al caldo? Adesso riscaldiamo anche noi. Il primo brano è un brano scritto da una collega, insegnante di storia e filosofia, Franca Pirissi, Torralba, che meditando sulla figura della madre dell'ucciso ha scritto un'opera e in questa opera riprende la sattitudine di questa donna nei confronti del figlio appunto che è stato ucciso. E questa attitudine è allo stesso tempo una ninna nanna, cioè tiene la madre, canta al figlio proprio una ninna nanna. La presentiamo proprio in questa serata pensando a tutte le mamme che soffrono per la morte spesso violenta dei figli o delle figlie in questo caso, ma veramente ogni tipo di violenza indubbiamente crea sempre un dolore tragico nel cuore di una madre. E pensiamo quindi a tutte le madri che in questi tempi di guerre diffuse stanno soffrendo per la morte dei figli. Animia, grazie.
che è sicuramente conoscente, racconta proprio di questa donna sola negli spazi della natura che attende l'arrivo del marito e trova questo bambino e lo deve cullare. Naturalmente gli vuole fare coraggio, probabilmente perché così facendo vuol fare coraggio anche a se stessa. Corsicana, buon ascolto. Anche il terzo brano lo dedichiamo alla figura della madre e mentre i precedenti erano di produzione propria, dal nostro lavoro, questo lo prendiamo in prestito da Tonino Tutto, dal fondatore del Sugoreso e poi autore di tanti brani che ormai fanno parte della tradizione e del repertorio di tanti cori, ed è intitolato Amma. Ed è proprio una preghiera e un racconto in qualche modo molto attento, soprattutto al cuore, della figura materna. A mamma, buon ascolto.
affascinato ancora di più, nel senso che lui era la prima poesia che ha scritto, figlio di un grande poeta, era un bambino, parlava il sardo, diceva ma a scuola in sardo non si faceva in italiano, ha proibito parlare in sardo. E lui la maestra aveva scoperto questa traduzione in sardo della poesia di Pilla, di Pasco. E la maestra, quando ha visto questa poesia, l'ha distinguata, si è arrabbiata perché in sardo non si doveva. E ha chiamato il padre, che era un poeta. Il padre, allora il padre davano ragioni agli insegnanti, come oggi, altro problema. Ha ragione, e gli ha fatto la sussa, due straccioni, è entrato a casa e gli ha fatto una festa, vedete cosa bella cosa ha fatto. No, mamma, lascia mettere esa mamma, i figli e fa che sono fatti. E quindi questo testo, però quindi questa è una bella storiella, il testo è però, come sapete, la sofferenza, in questo caso della Rondine che viene uccisa e a soffrire di questo assassinio sono i figli. Non aggiungo alcuna riflessione, ma sappiamo molto bene che la morte è sicuramente la sofferenza di chi muore, ma è molto anche la sofferenza di chi rimane. Orfan Nido, con questo brano vi salutiamo e vi ringraziamo.
Se la donna la considera un oggetto, una proprietà, come se fosse un bue, un cammello o una cosa da possedere, quello è un popolo che è sottosviluppato, dove invece la donna è considerata nell'uguaglianza e nella libertà, allora quella è una civiltà superiore. E questa è una cosa alla quale si arriva col pensiero. È stata fatta tantissima strada, noi purtroppo oggi leggiamo tanti fatti di cronaca. In realtà la violenza c'è sempre stata e che prima rimaneva nascosta. Oggi forse sembrano di più perché se ne parla di più, però è giusto ed è un bene che se ne parli di più, perché la donna ha conquistato la sua libertà e da questa conquista non si torna più indietro. Ci sono paesi nel mondo dove le donne hanno avuto il diritto di guidare, per fare un nome, in Arabia Saudita fino a 2 anni fa le donne non potevano guidare la macchina, che è una cosa che a pensarci un attimino uno dice è proprio una cosa indecente. E allora bene vanno queste iniziative e soprattutto che le persone di cultura con il canto e i cori portino
i saluti dall'Associazione degli Amici del Canto Sacro. Siamo molto contenti che gli amici del Coro Noas di Ossi abbiano pensato a questa serata e abbiamo pensato di invitare noi a questa serata perché con grande entusiasmo abbiamo deciso di aderire. Che dire, è una bella serata, l'argomento è veramente importante, nel senso che per noi che siamo figli di donne, genitori di mariti di donne, genitori di ragazze, è veramente importante avere a cura l'aspetto dell'apprezzamento di quello che vuol dire essere donne. La violenza contro le donne è una cosa effettivamente che disturba la convivenza sociale e quindi sentiamo tutti il dovere di riflettere su questi temi e ci piace molto che appunto gli amici del Coro Noas abbiano pensato a questa manifestazione per tenere sempre presente questo che è uno degli argomenti che in qualche modo ci costringe a pensare che la convivenza civile è la cosa migliore che tutti noi possiamo augurarci. Ed è anche quello che è il tema contro la guerra che in questo momento sta sconvolgendo anche l'Europa del popolo di casa nostra. Quindi un grazie ancora di cuore agli amici di Noas per aver pensato a questa sera. Grazie mille a voi, grazie Presidente. Chi dirigerà il maestro Salvatore Culla? Buon ascolto. Grazie. Quando anche il coro maschile, il coro Boves nostro gentilmente ci ha invitato a partecipare, ho detto che brani facciamo. Natale è finito, quindi non che lo facciamo. Il tema è legato in qualche modo alla donna e alla violenza sulla donna. La donna per eccellenza nella storia cristiana, ma credo anche nell'Occidente laico, possa essere riconosciuta in Maria, possa riconoscersi in Maria, nel senso che è l'emblema della donna che vive ogni momento e ogni istante della vita umana in una dimensione che sicuramente ha dello straordinario. E uno strascico che in qualche modo con questo canto del Natale vogliamo mantenere su Ninnidu, che è un brano che si cantava a concordo e che noi abbiamo elaborato per il coro maschile, ed è la Ninna Nanna di Maria che cura il bambino, ed è a noi piace molto questo aspetto di questa Ninna Nanna, che Maria si commuove e piange mentre culla Gesù bambino. Su Ninnidu, grazie. Amen.
morte di un nostro corista dell'allora vicepresidente. E nasce l'oggetto di questo brano, che scrive il testo, scrive la musica, lo abbiamo anche presentato ed è stato premiato in alcuni concorsi, ed è un brano che noi presentiamo sempre così in memoria di tutti i nostri coristi che ci hanno lasciato. Perché la vita dell'uomo viene paragonata in qualche modo a quella dell'aquila, che vola e che indubbiamente spesso e volentieri vede le cose dall'alto, ma indubbiamente soda, fatica. E l'anno si conclude dicendo che anche l'aquila in alcuni momenti della sua vita ha bisogno di riposare e si ferma il suo volo sulla roccia, e questa roccia, dice il brano, è Dio. Buona storia. Oh
invece è sempre scritto da un nostro ex corista, il signor Nino Spina, che viveva la sua storia personale anche di vita di sofferenza, e in questo testo immagina un uomo che va in campagna, seggia, e a un certo punto vede una bella pietra, è stanco e si siede su questa pietra e inizia a pensare e a ripensare. Gli vengono in testa tante parole, anche la musica del brano, perché sono un insieme di parole una dietro l'altra che raccontano i pochi momenti di gioia di una vita, questa sua esperienza, ma anche molti momenti di sofferenza, di dolore e di fatica, e il tutto si conclude quando quest'uomo fa questo gesto di sollevare le braccia al cielo. Può essere interpretato in mille modi, ognuno ha i due. Potrebbe essere, tra le tante spiegazioni, che comunque tra le tante voci che nella nostra vita sentiamo, che a volte ci travolgono, ci potrebbe essere anche quella della speranza che in qualche modo possiamo sempre andare e sempre fare in modo che il mondo sia migliore di quello che è. Buon ascolto.
sassarese, e questo canto è il canto tipico dell'Epifania sassarese, e cioè il canto di Re Maggio, l'Idre Re esordiscono con questo brano e con l'augurio che più parte del brano vi auguriamo davvero a tutti un buon anno ricco di salute, di pace e di felicità. Ciao a tutti, grazie.
animali malati. Kermesse, come il colore dell'amore mancato e del rossetto desiderato, e vermiglie, come il sangue. Forte il richiamo messicano delle zapatas rojos, scarpette rosse, per capire che Juarez non è così lontano. Perché al mondo sono tante le donne convinte che l'amore trionfi sempre. Quello sano forse, ma quello malato, che vive di prevaricazioni, soprusi e violenze, no. Scarpe che parlano, storie che camminano, per dire basta al femminicidio, basta con innumerevoli torce che bruciano, sfidando il vento e alimentando il rispetto. Mentre le storie proseguono il loro cammino di speranze negate, le scarpe si domandano che fine abbiano fatto gli anni di lotta delle loro proprietarie per affermare se stesse, la loro consapevolezza nell'identità e nella dignità di essere donne. Anni probabilmente dissolti in un neologismo che le differenzia nel genere, femmine, ruoli distinti dai maschi, con opportunità e aspettative differenti, spesso vittime del loro ti amo troppo. E così per tante le mura di casa diventano prigioni e i compagni mostri da sconfiggere. Storie che incappano in sogni bruciati e scarpe che reclamano educazione, una nuova cultura per i figli delle donne, uomini di oggi e quelli che saranno, nel rispetto di un modello di parità. Storie che incontrano ipocrisia, scarpe che danzano sulle tensioni di un mondo che offre anche spazio alle donne, ma di fatto sottrae loro il diritto a difendersi, svestendole di provvedimenti sicuri, immediati e a lungo termine, permettendo così che un reato divenga conflitto e il carnefice una vittima. Storie che si consumano lentamente e scarpe che nascono in un mare di domande nell'attesa di risposte, per concedere finalmente la cognata libertà a chi non c'è più. Storie intricate, scarpe senza stringhe per chi continua a camminare con un laccio al cuore. Grazie. Grazie mille Cristina per il primo intervento, poi faranno un altro le ragazze ancora più forte. È il momento dell'ultimo coro, gli ultimi ospiti della serata, quindi stiamo andando a terminare. Il coro giovanile sardo viene istituito nel 2015 grazie alla convinta volontà dell'allora commissione artistica presieduta da Franca Floris e dal presidente per Sacco Antonio Azzera, con l'intento di creare un'eccellenza che svolga un'attività artistica dall'alto carattere formativo attraverso il coinvolgimento di giovani dai 18 ai 32 anni con la passione per la musica corale, offrendo loro l'opportunità di crescere e rappresentare la coralità sarda in appuntamenti regionali, nazionali e internazionali. Il repertorio affrontato è vario e spazia tra generi ed epoche diverse, dal medioevo ad oggi, dal canto gregoriano alla musica pop, passando per i brani della tradizione sarda. I primi direttori impegnati a dirigere il coro giovanile sardo sono stati Tiziana Pugioni e Tobias Moltiferi, a seguire è stata diretta da Laura Lambroni. Nel 2021 il coro giovanile sardo, diretti da Claudia Dolce ed Enrico Correggia, partecipa prima alla 17ª edizione del Festival Internazionale della Musica Corale nella Città dei Remi, organizzato dal coro Gioacchino Rossini di Sassari, e poi al progetto Feniaco, La Musica di Dante, i cori giovanili italiani alla corte del sommo poeta in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, culminato con dei concerti in Toscana dal 9 al 12 dicembre e sempre dello stesso anno 2021. Nel 2022 la partecipazione all'8ª edizione del Festival Sosa Rastos de Gracia sulle impronte di Grazia Deledda nel borgo medievale di Galtelli, e nel gennaio 2023 il concerto a Cagliari nella splendida chiesa di Sant'Agostino con la direzione di Enrico Correggia, occasione in cui il maestro Rizzanesi si è congedato dal coro. I primi di dicembre del 2023 il coro giovanile sardo ha partecipato al festival, così è germinato questo fiore in Friuli Venezia Giulia. Vi invito ad entrare nel coro giovanile sardo.
Buonasera a tutti, io sono Elena Carotti, sono presidente della FERSACO. La FERSACO è la Federazione Regionale delle Associazioni Corali, di cui tutti i cori che avete ascoltato stasera e ascolterete sono soci e fanno parte. Il coro giovanile è un po' la rappresentazione di cosa è la FERSACO, perché è l'unione di tante voci, come tutti i cori, ma di tante voci di tutta la regione. Ognuno di loro viene da un coro della Sardegna, che è parte della nostra associazione, e vengono veramente da tutta la Sardegna, da Cagliari, da Serramanna, da Porto Torres, da Sassari, da Sorbo. Scusate, dimentico sicuramente qualche, da Ossi, certo, da Ossi. A proposito di Ossi, io sono davvero felice dell'invito che il Coro Bogesnoas ci ha dato a partecipare qua, in particolare in una giornata dedicata a una tematica così attuale e così importante. È un orgoglio per me, come presidente della FERSACO, che il nostro coro sia presente in un'occasione simile. L'occasione è anche per ricordare che anche Filippo è stato membro del coro giovanile, un ragazzo che canta nel coro giovanile per noi è sempre un pezzo del nostro coro, parte del nostro coro anche quando le vicende della vita lo portano a non rimanere ancora organico nel coro, però per noi è sempre parte. Io ancora ringrazio e credo che sia più importante lasciare la parola al coro. Grazie. Grazie mille. Passiamo spazio al coro giovanile Salvo e diamo la parola alla maestra Claudia Doccia. Grazie a tutti, in particolare a Filippo per il graditissimo invito. Noi presentiamo un programma un po' differente da quello che avete sentito finora. Inizieremo con due perle del Rinascimento, della polifonia inglese rinascimentale. Sentirete Wind of My Eyes di John Bennett, poi seguirà The Silver Swan di Orlando Gibbons, seguirà poi per quanto riguarda la polifonia inglese un brano di Edward Elgar, siamo al tardo romanticismo. È molto interessante l'aspetto della collaborazione con la moglie per questo brano. Sentirete Oh Happy Eyes, il testo appunto è scritto dalla moglie di Elgar, per restare nel tema della serata, appunto questa collaborazione anche artistica, non soltanto affettiva, ecco, tra il compositore e la moglie. E andremo a concludere con due brani sacri, che sempre quel tema della serata dedicata alla donna. Sentirete Beni Electa di Durighello, Gianmartino Durighello, un compositore contemporaneo, e Beni Electa dedicato dedicato a Santa Elisabetta d'Ungheria, e concluderemo col Deus ti salve Maria, dedicato naturalmente alla più grande donna, e nell'armonizzazione del compianto Don Antonio Sanna. Grazie.
forse sì. Invito ad unirsi a noi Filippo per l'ultimo brano, ripensando un po' ai tempi antichi con cui faceva parte del coro Giovanni al Santo, e vi salutiamo con il Deus si salve Maria.
riferisce a nessun accanimento terapeutico rispetto a quello che è la figura della donna, ma oggi quello che è la figura della donna viene cantata da parte vostra, da parte di questi bravissimi cori. Lo facciamo un applauso per tutti i coristi. Senza distinguo hanno meritato uno con un altro, uno più un altro. Oggi siamo andati oltre a quello che è il valore culturale nel senso di comunità, delle proprie comunità, a partire dalle proprie comunità. Con oggi veramente si è cantato qualcosa che deve entrare in maniera nobile in tutte le nostre coscienze. È una battaglia di civiltà, non è una lotta contro qualcuno. Oggi deve essere, attraverso il canto, foriero dentro le nostre coscienze quello che è uno spiccato senso civico di quell'altissimo e nobile principio di uguaglianza. Grazie e che sia un 2024 all'insegna della vera e della concreta uguaglianza per tutti. Lo prendo con molto piacere e volevo approfittare, non so di chi è stata l'intuizione letterale, però sentire canta col coro, cioè canta col cuore, ma non mi do, che se credo che sia veramente una frase che dovrebbe far riflettere, oltre a quello che è stata l'esibizione odierna, dovrebbe far riflettere, dovrebbe essere una frase veramente da imporre su quella che è la cultura di tutte le nostre comunità. Bravi davvero, grazie. Allora, prima di terminare, la serata a livello canoro è finita, ma prima di terminare volevo richiamare di nuovo le ragazze della Filappa con Roberta Gallo per l'ultimo intervento. Penso il più importante, stiamo attenti molto alle parole. Buonasera a tutti. Leggo un mio testo, Tracce indelebili di violenza. Botte sferrate con lo sguardo si perdono nel dolore silenzioso di un'anima tumefatta, che allo specchio scorge un sentimento deturpato dallo svilimento, un amore malato, fatto di gesti naturali e crudeli, in cui perfino le parole cedono al fascino perverso del mi appartieni e trascurano il riverente ti amo. Volti di donna sfigurati, segnati nel profondo, i cui anfratti si tingono di rosso e odorano di sangue. In meno di niente, il filo sottile tra la vita e la morte si spezza e le donne smettono di parlare per sempre. A sopravvivere il loro sorriso, stappato tra le pieghe della bocca, è affidato al compagno ideale, quello di mille avventure, sempre pronto ad offrire loro un'altra chance, il rossetto. Bossolo di umori e grumi emotivi spalmati nelle molteplici e dissonanti nuance di un amore dipinto da un truccatore senza anima. E mentre le storie delle vittime si affacciano tra le pagine di cronaca nera e i loro nomi si confondono tra le righe stagne, il rossetto le racconta in una palette di sfumature dal colore della passione e del sopruso. Lipstick scarlatto dall'effetto satinato a lunga durata, come la speranza di una nuova vita che accompagna la giovane Maria ad un appuntamento chiarificatore con l'ex fidanzato. Le aveva dipinte altre volte di quel colore, le labbra, per nascondere una relazione violenta e fingere una vita di luminosa allegria. Maria non ha più usato quella gradazione e neanche il rossetto. È stata affrettata da 5 colpi di pistola da chi aveva detto di amarla. Per Alexandra un finish perfettamente opaco, dal colore intenso e corposo, che protegga la sua bocca e non solo. Rosso magenta, che l'aiuti a non pensare all'uomo sposato qualche anno prima e dal quale aveva deciso di separarsi. Una scelta pagata con una furia cieca, 12 coltellate, di cui una sul collo, quella fatale. Sorriso rosso arancio, quello di Violetta,
Non siete figli, vi prendo la